Iniziamo parlando dell'analisi di Siderweb, la community dell'acciaio che è stata presentata a Vicenza durante il convegno L'acciaio del Nord-Est, struttura e numeri del settore, con la collaborazione di Confindustria Vicenza. Presa in considerazione l'intera filiera dell'acciaio di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, è emerso che nel 2016 si è rafforzato l'acciaio del Nord-Est, che ha mantenuto sotto controllo i rischi operativi e finanziari. La sua situazione è nel complesso migliore rispetto a quella nazionale. I bilanci dell'esercizio 2015 ci raccontavano di fatturati in calo e di redditività impicchiata. Oggi, invece, ha dichiarato Emanuele Morandi, presidente di Siderweb, si presentano numeri positivi. La crisi del 2008 adesso fa meno paura, il fondo si è toccato nel 2015 ma già dal 2016 si sono visti segnali incoraggianti, è quello che emerge dal convegno Siderweb di Confindustria che conferma il ruolo strategico dell'Italia nel panorama della produzione d'acciaio. L'Italia rappresenta il secondo paese produttore in Europa, dopo la Germania, con circa 24 milioni di tonnellate di acciaio prodotte e che vanno appunto nei settori importanti della manifattura. Se riparte la siderurgia significa che riparte tutta l'industria, dall'automobilistico agli elettrodomestici fino alle costruzioni. In questo ambito il ruolo del Triveneto e del Vicentino è quello del leader che meglio ha saputo resistere ai periodi bui. Nel Triveneto c'è stata davvero una resilienza maggiore rispetto alla crisi e diciamo che già nel 2016, perché noi analizziamo i bilanci del 31/12/2016, c'è stata una risposta molto positiva con un incremento sia del fatturato ma soprattutto della redditività aziendale. Difficile raggiungere i livelli pre-crisi, ma i segnali sono buoni. Diciamo una buona base per poter procedere ad un rilancio ed un ritorno ai livelli di redditività ancora non raggiunti del pre-crisi del 2007-2008. Fondamentale risulta per le imprese vicentine il rapporto positivo con il territorio. Se noi non fossimo in questo territorio probabilmente non saremmo cresciuti come siamo cresciuti. È un territorio che ci ha dato tanto, con personale che ci dà tantissimo, e è un territorio sempre in crescita che soprattutto non si lascia neanche mai abbattere.